apertura per Isgro. Può provare lui a puntare l'area di rigore bianco-azzurra, gioco di gambe, rientra sul mancino, poi il retropassaggio per Biondo che liscia, allora lì Idoiaga, la conclusione, il gol! L'ha sbloccata Ligia Virtus, proprio con il suo uomo migliore, Lucas Idoiaga. E allora Giovanni Biondo col destro, prova lui a scodellare questo traversone direttamente in porta, allora il portiere e poi la conclusione da parte di Franchina, che fa 2-0 per l'Igea Virtus. Igea che può sfruttare anche questo calcio di punizione, c'è Abate, lascia poi a Idoiaga, calcia lui col sinistro e trova ancora il gol. 3-0 per l'Igea. E Abate che è riuscito a recuperare, prova lui ad andare, qui si libera di due avversari, poi finisce giù, non c'è fallo, la conclusione da parte di Medina, che cala il poker a 6 minuti dal 90°. È chiaro che è una bella soddisfazione sia per noi, per i ragazzi che hanno interpretato veramente bene il piano partita, non c'è stata partita, dobbiamo essere sinceri, abbiamo strameritato, abbiamo fatto il primo tempo 1-0, ma potevamo benissimo fare 3 gol limpidi e alla fine sapevamo l'avversario che avevamo di fronte. Noi l'approccio alla gara nostro è stato un approccio importante, invece loro sono un pochino rimasti, dico io, negli spogliatoi. E vabbè, ci sta, è una finale, io l'ho coronato la seconda perché già con l'Igea nel 2012 l'avevo vinta una coppa e ci ha portato bene, bravi ragazzi, bravi anche i tifosi che ci seguono. No, sinceramente è veramente difficile spiegare questa partita oggi, anche perché a mio parere c'è stato un blackout totale, una squadra che ha fatto bene fino a questo momento. Oggi onestamente abbiamo sbagliato tutto, abbiamo sbagliato la partita. Complimenti all'Igea che è stato un avversario veramente tosto, un avversario che ha dimostrato di valere il primato in campionato e ha meritato chiaramente la vittoria di questa Coppa. È difficile trovare la giustificazione, è chiaro che noi dobbiamo cominciare a pensare già alla partita di domenica, perché questa partita, questa sconfitta non deve pesare più di quanto pesa. Questa Coppa la dedichiamo a 2 persone che ci mancano di tutto il cuore, Andrea Torre e Antonio Fiorello. Questo è per voi! Sì, una bella partita, i ragazzi sono stati veramente grandiosi, c'è un merito grandioso a tutti i ragazzi, in particolare facciamo un in bocca al lupo a Vincenzi che se lo merita, ragazzi, è bellissimo. Siamo molto contenti, abbiamo giocato al meglio, un risultato importante, abbiamo meritato, penso, di vincere questa Coppa. I tifosi sono venuti, quindi siamo contenti di aver vinto anche per loro. Complimenti ai ragazzi che hanno dato davvero il meglio oggi. 31esima edizione della Coppa Italia di eccellenza che va all'Igea Virtus. Beh, non c'è ombra di dubbio, è stata una bella finale, sì, è andato tutto per come abbiamo previsto, alla fine ha vinto chi lo ha meritato di più, però io dico veramente ha vinto lo sport, questa è la cosa che mi lascia maggiormente contento, maggiormente soddisfatto. Sono contento perché è un passo in avanti di tutto il calcio siciliano e spero che continui così tutto il campionato.